Lasciate le cose che state facendo. Abbiamo anticipato anche i collegamenti perché voi possiate non distrarvi, perché ci facciamo una mezz'oretta di chiacchiere con una piccola grande donna, tra l'altro seppure più alta di quello che si raccontano. C'hai 8 km di tacchi, ma insomma è piccolo, perché ormai sono lanciatissima sui tacchi. Oggi mi sono sparato un tacco 8 e quindi... Giusy, Bel tempo si spera è una finestra aperta sui nostri giorni, che guarda anche molto lontano, però ogni tanto bisogna necessariamente guardarsi indietro per capire da dove si è partiti. E io ti faccio fare un viaggio nel tempo. Ti posso chiedere chi fosse Giusy Versace prima di quel dannato 22 agosto del 2005? Com'eri? Che cosa facevi? Cognome importante, ma una di quelle che dalla vita non ha mai voluto essere regalata niente, questo lo sappiamo per certo. Sì. No, ero un peperino, comunque molto dedicata al lavoro, alla carriera, non avevo tempo da dedicare al resto. Comunque ho avuto la fortuna di fare un lavoro che mi è sempre piaciuto, ho avuto la fortuna di lavorare in un ambiente dove ho tirato gomitate ma mi sono fatta spazio, però come hai detto bene, avendo un nome pesante dovevo lavorare sempre il doppio degli altri per dimostrare che non ero una raccomandata, quindi comunque ero... sicuramente molto autonoma, indipendente, molto positiva, ma molto dedicata al lavoro. È vero che non avevi neanche il tempo di chiamare mamma al telefono? Dunque in realtà nel senso che comunque viaggiavo molto, lavoravo anche spesso tanto al telefono, quindi in effetti durante la giornata tempo per chiacchierare con i tuoi ce n'era poco, e la sera, dopo aver passato un'intera giornata anche al telefono, come ci diciamo noi, capitava che eri talmente stanca che a volte sì, mandavo il messaggino per dire sono a Bolzano piuttosto che a Vicenza o a Palermo, tutto ok, tranquilla. Però in effetti poi nel momento più difficile della mia vita, quando io ho rischiato di morire, ho pensato tante volte guai se io non avessi avuto mia madre, quindi oggi anche se sono stanca, anche se qualche volta magari ritardo e lei mi rimprovera perché non l'ho chiamata, però comunque quella telefonata, la telefonata la faccio. E tu, nonostante poi avessi come quartier generale Milano, perché poi sei andata via dalla tua Calabria, però il richiamo delle radici l'hai sempre avuto forte. A un certo punto durante l'anno, quelle 2 o 3 volte all'anno si stava a casa, bisognava tornare a respirare il profumo della tua terra. Sì, guarda. Ed eri proprio da quelle parti quando il 22 agosto del 2005, dannata serata, vai a sbattere contro un guardrail, diciamo, perdi il controllo della macchina. Sì, in realtà era estate, piena estate, quindi molto caldo, una giornata di sole che non faceva assolutamente pensare alla pioggia, e poi in realtà arrivò questo acquazzone improvviso. Io viaggiavo perché riprendevo a lavorare, dovevo andare in Campania da un cliente, quindi pensai di noleggiare una macchina perché trovandomi a Reggio Calabria, uno pensa fai la Salerno-Reggio Calabria, arrivi, ecco. Non è proprio il massimo dell'autostrada, insomma poi quest'acqua improvvisa uscendo da una galleria mi fece perdere il controllo della macchina, ha fatto acquaplaning e nell'urto contro il guardrail purtroppo questo ha ceduto e ha sfondato l'abitacolo della macchina tranciandomi subito tutte e 2 le gambe. Pruriti, noi non siamo per i particolari, io però vorrei raccontarvi solo una cosa che ho letto leggendo del tuo libro, leggendo di te. Un dolore così immane, un dolore così inumano che si dimenticano finanche le parole dell'Ave Maria, perché tu in quel momento hai capito che qualcosa non andasse, allora non avendo tua madre accanto si guarda ad un'altra madre, quella celeste, e tu hai raccontato che invocavi la Madonna ma non avevi la memoria più delle parole di quella preghiera. Ma in realtà che il dolore era talmente... io le gambe le avevo chiaramente già strappate, quindi stavo perdendo anche molto sangue, il mio pensiero era di rimanere lucida il più possibile. Tu non volevi morire, tu? Non volevo morire, per me in quel momento chiudere gli occhi voleva dire morire, quindi ho fatto di tutto per rimanere lucida, sveglia, per tenere gli occhi aperti, e in quel momento se hai un briciolo di fede non puoi non pregare. Io mi sono aggrappata alla Madonna perché in realtà io ho sempre avuto questo legame particolare con la Madonna, io sono andata via di casa a 18 anni e quindi nei miei momenti anche di disconforto bui che può avere una diciottenne, una ventenne che va via di casa e si trova sola in una città che non è la tua, per me entrare in chiesa e individuare la statua della Madonna mi faceva sentire un po' protetta. Giusy, ti faccio una domanda un po' brutale, se ti chiedo perdono, ecco. Se ti offendo non mi rispondere. Tu capisci che non hai più le gambe,
Sei una donna bellissima che vive in un ambiente molto, molto anche snob per certi aspetti, hai una carriera promettente alle spalle ed un'altra molto bella davanti. Ma non hai mai pensato per un momento che campo a fare senza le gambe? Chi me lo fa fare? Tanto vale crepare qui. No, 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 mai. Questo è un pensiero che non mi è proprio assolutamente mai sfiorato nella mente, mai. Ho pensato tante volte, oddio, forse non ce la farò, chissà come farò. Ho pensato tante volte, mi sono immaginata durante una gravidanza le difficoltà che avrei potuto avere, piuttosto che da vecchia, dico quando sarò anziana avrò bisogno della badante e come faccio senza gambe. Non ho mai pensato questo, perché guarda, io do molto valore alla vita, per me è un dono veramente prezioso. Cioè è proprio un regalo di Dio ed è talmente bella che veramente l'altra volta ho avuto l'onore domenica scorsa di fare il volo dell'Aquila. Ne parleremo perché abbiamo le foto, abbiamo fatto anche un bellissimo servizio, attenzione. E quello che voglio dirti, mi viene in mente adesso, è che io mentre facevo quella discesa pensavo, senza gambe ho corso, ho ballato, adesso sto persino volando, ma guarda la vita quanto è bella, quanti regali che ci fa e poi noi ci dimentichiamo di viverla delle volte. E io il giorno dell'incidente, proprio perché ho lottato tanto per vivere, per rimanere lucida, per uscire comunque da lì cercando di fare quell'Ave Maria che non ricordavo, oggi io mi sentirei da donna di fede di fare davvero peccato davanti a Dio a dire dove vado senza gambe. Cioè il titolo del libro è proprio con la testa e con il cuore si va ovunque, perché ho imparato che se hai la testa forte e il cuore pulito vai dove ti pare, una sedia a rotelle, 2 stampelle, ma quello che è, ma che ti frega. E se si ha un dono nella vita bisogna anche dire grazie. Tu l'hai voluto dire proprio a quella Madonna che a cui ti sei aggrappata quella sera e l'hai fatto così andando a Lourdes. Vogliamo vedere? Ciao a tutti, io sono Giusy Versace. Per me è molto emozionante essere qui stasera perché ho avuto un brutto incidente in macchina 5 anni fa, ho perso tutte e 2 le gambe e 4 anni fa ero seduta in una di queste prime file su una carrozzina proprio come molti di voi. Oggi dopo 4 anni sono qui in piedi e vi racconto cosa ho fatto. Ho pregato tanto. Avevo fatto una promessa, se fossi tornata a camminare sarei venuta a Lourdes a ringraziare la Madonna. Trovarmi davanti alla grotta è stata un'emozione incredibile. Ovviamente ho pianto, ovviamente il dolore non si può raccontare. Chiunque di voi ha subito o sta vivendo un momento difficile lo sa, ma mi sono sempre chiesta perché è capitato proprio a me, che ho fatto io di male. Ci sono tanti ladri, assassini in giro e scoppiano di salute, io devo perdere le gambe. Poi ho guardato la statua della Madonna e sembrava come se mi stesse parlando e mi ha detto: gira la domanda, perché non a te? Che hai tu più degli altri? E in effetti è così, perché non a me? Io ho voluto guardare il lato positivo della cosa, ho voluto dare una mano. Oggi sono qui come sorella dell'Unità Alsi Calabrese. Non abbattetevi, non mollate, non permettete mai a niente, a nessuno di togliervi il sorriso, mai. E a tutte le famiglie, non abbandonate le persone, i vostri cari che comunque sono in un momento di difficoltà. Non scappate dal dolore, affrontatelo col sorriso, perché è la cosa migliore che possiamo fare per ringraziare Dio della vita che ci ha dato. Grazie a tutti. La famiglia, Giusy. Lo so, sono momenti duri. Lo so. Era un po' che non vedevo questo video, ogni volta mi commuovo da sola, vabbè. Papà e mamma non ti hanno mai lasciato un fratello meraviglioso, tanta gente. Io ti riporto anche i tanti amici che ti sei fatta a Lourdes, da cui non ti sei mai separata, perché poi Lourdes c'ha questo, Lourdes è qualcosa che quando ti ha chiamato una volta poi non ce la fai a non andare. Sì, è vero, a me manca. Che bella, lì c'era una foto con mia madre, io l'ho portata a Lourdes 1 anno perché ci tenevo, perché sai, secondo me la difficoltà di Lourdes è far capire che cos'è Lourdes. Perché Lourdes è un posto che tu non puoi raccontare, devi invitare la gente ad andarla a vedere, perché poi in base allo stato d'animo che tu hai in quel momento raccogli cose diverse.
E io mi ricordo che i primi giorni rientrata da Lourdes dal mio primo viaggio dissi a un mio amico sacerdote: ma perché io non riesco a far capire che cos'è Lourdes? E lui, proprio ricordo che mi disse: non sprecare tempo ed energie per far capire che cos'è Lourdes, invita la gente ad andare a vedere, perché in effetti è uno di quei posti dove, guarda, io è come quando metti il cellulare sotto carica. Io vado lì e mi sento, raccolgo energia, torno a casa che mi sento un vulcano, che mi vengono le idee, che voglio fare 1000 cose. E quando non ci posso andare per problemi organizzativi o lavorativi, perché magari non riesco a incastrare le cose, come è capitato quest'anno, ci sono i miei amici che mi mandano le foto della grotta piuttosto che del flambeau, di una candela, e mi manca proprio, è veramente bello quel posto. Cosa è stata la tua famiglia per te, Giusy? La mia famiglia sarà la mia benzina, le mie stampelle, tutto. Io ho una famiglia che, per carità, guarda, non è tutt'oro ciò che luccica, siamo tutti sbrandellati, divisi in tutta Italia, e tra l'altro mio padre e mia madre sono separati da quando io avevo 12 anni, ormai anche divorziati, per anni non si sono parlati, poi con la scusa dell'incidente, insomma, in qualche modo si sono anche avvicinati. E guarda, mia madre dice sempre: Dio affligge ma non abbandona. Ed è vero, perché dietro una cosa brutta ce n'è sempre una bella. Io ho perso 2 gambe, ma grazie a questo incidente, a questo episodio, io ho fatto riavvicinare tantissime persone che si erano allontanate, anche i miei genitori stessi, e quindi, insomma, questo ti fa guardare allo specchio e dire: vabbè, dai un senso alle cose, a quello che è successo, no? Fabio. Lucia, no, la storia di Giusy è, come dire, sconvolgente, no? E penso che faccia bene non solo a chi sta male, perché è veramente una ragazza che è diventata un esempio per tutti, per questo amore per la vita. Io volevo chiedere questo, Giusy, perché anzitutto ben trovata. Grazie. Quest'anno, 22 agosto, saranno 10 anni esatti dal giorno dell'incidente, e io volevo chiederti anche come vivrai quel giorno, perché guardatoti indietro hai fatto tanto, ma non è stato solo rialzarti, ma vincere, superare dei traguardi, per esempio nello sport, la consacrazione anche a Ballando con le Stelle, in qualche modo, che non ti hanno fatto sconti, è stato anche questo, perché delle difficoltà ce ne sono state. Avevi raccontato di un episodio al mare che ti aveva fatto soffrire tanto. Ecco, io penso che forse un muro è anche quello dell'indifferenza, no? Del pregiudizio da superare oggi. Guarda, io ho una specie di rituale: ogni 22 agosto io in qualche modo un po' festeggio, comunque mi isolo, a volte non rispondo al cellulare, dipende, ogni anno è sempre diverso. Certo, quest'anno saranno 10 e ci ho pensato tanto, perché da un lato sono tantissimi, dall'altro sono anche pochi, però mi fa forza pensare a quante cose io ho fatto in questi 10 anni, e se mi guardo indietro, a 10 anni fa o anche a 9 anni fa, e qualcuno mi avesse detto che avrei fatto tutte le cose che ho fatto, ma io non avrei scommesso un euro su me stessa. Cioè, io vado in giro a dire alla gente: non ponetevi limiti, andate oltre, ma io per prima mi ero posto un limite. Io adesso ridiamo e scherziamo, ma io ho messo i tacchi la prima volta ballando, ed erano 9 anni che non mettevo i tacchi. Ora adesso siamo donne, le donne capiscono sì, bene che cosa vuol dire. Io ho sempre fatto quella che non gliene fregava un po' niente, no? Nel senso, ma sì, non posso mettere i tacchi, li regalo. Però dentro di me, quando passavo davanti a una vetrina, non nascondo che ci stavo un po' male, e poi lavorando nella moda, dove tutte sono, insomma, un po' ci stavo male. E devo dire che Ballando è stata un'esperienza che io ho fatto pensando di dare un messaggio importante agli altri. Volevo portare a casa della gente la disabilità con normalità, volevo proprio abbattere quelle famose barriere mentali nei confronti dell'handicap, e non avevo assolutamente messo in conto di quanto questa esperienza avrebbe potuto arricchire me. Perché tu ora non ti rendi conto di che responsabilità hai. Tra l'altro, Fabio, con grande delicatezza, come gli è consueta,
non ha citato questo episodio, mi permetto di farlo io. Giusy Versace torna finalmente al mare, ma ci va senza gambe ovviamente. C'è una bambina che, sorpresa per non dire altro, insomma disturbata da questa visione, viene allontanata quasi violentemente dalla mamma a dire guarda lascia stare, non guardare. Guarda, in realtà la bimba non era disturbata, la bimba era incuriosita. Era più la mamma, come dire che ha pensato di privarla di questo spettacolo? Io voglio credere che la mamma l'abbia fatto in qualche modo per proteggere la bambina, la voleva proteggere dalla vista di chissà che cosa, no? Perché certe cose fanno male. Io comunque ero in spiaggia, a me viene da ridere perché io ero in spiaggia e tu quando vai in spiaggia e ti vuoi abbronzare ti sdrai sul lettino, ti passi l'olio e metti le ciabattine di fianco al lettino. Io mi sono staccata le gambe e di fianco ho messo le gambe al posto delle ciabattine. Per me era una cosa normale perché mi facevano male e in quel momento le ho staccate. Poi per delicatezza avevo messo un pareo lì davanti, per, insomma, volevo non dare troppo all'occhio, ma chiaramente con 2 gambe parcheggiate di fianco al lettino per forza dai all'occhio. E non avevo messo in conto questo. La mamma, penso che, sai, la scena, per chi non è abituato, mi rendo conto che la gente semplicemente non è abituata a vedere e finché i disabili si nascondono la gente non si abituerà mai. Però come dicevo adesso nel video di Lourdes, ma in effetti perché vergognarsi, perché nascondersi? Io non ho ucciso nessuno, non ho fatto il male a nessuno, ho avuto un incidente, o per delicatezza, un senso chiaramente certo. Non è che vado in giro a far vedere a tutti le mie cicatrici o i miei moncherini, ma se io mi trovo in estate al mare e ho la gamba finta che mi fa male, adesso quest'estate mi era entrata dell'acqua, io non mi sono creato il problema della gente che spiaggia attorno a me, l'ho staccata, l'ho svuotata e me la sono riattaccata. Meraviglioso. Ma e soprattutto hai dato un messaggio che anche con i moncherini a mare ci si fa, perché non ci si nasconde di fronte a delle situazioni, anzi poi questo è la nuova Giusy Versace, l'impegno con la sua associazione, attraverso anche, tu hai detto una parola, ho imparato a superare dei limiti che io pensavo neanche potessero essere raggiungibili. Beh, guardateli questi limiti attraverso lo sport, tu hai fatto grandissime cose, pure una campionessa, sei quasi antipatica tanto sei brava, Giusy, ma che si pensa in quel momento? Che bello! Che si pensa? Guarda, poi uno vede il video, a me capita spesso al campo e ci sono tanti bambini, perché sempre tornando vedi ai bambini, i bimbi sono eccezionali, e loro pensano che vedendomi correre che queste gambe vadano da sole, che siano molleggiate, poi quando mi chiedono come funzionano si rendono conto che sono dure, che sono pesanti, che sono rigide, che in realtà sono io che le guidi, la velocità gliela dai tu. Però guarda, è difficilissimo, io sono poi piena di acciacchi, di ferite, di lividi, di tagli, perché comunque è sempre un arto artificiale, fa male, non è sempre così. Però guarda, è talmente tanta la gioia che io provo quando corro che faccio fatica a raccontarla con le parole. L'unica cosa che mi viene sempre da dire, forse
per far capire agli altri quello che ho dentro, è che io ho imparato ad amare la corsa quando ho perso le gambe. Cioè prima, quando avevo le gambe, non me ne fregava niente di correre, non ci pensavo proprio, io dovevo lavorare, appunto, al massimo giocavo a tennis, facevo queste cose così, e quando ho scoperto che potevo correre, io l'ho fatto per pura curiosità, non ho iniziato a correre pensando vado, faccio le gare, vinco. Io ho pensato chissà che cosa vuol dire correre, chissà che cosa si prova a correre, perché il mio cervello aveva dimenticato che cosa voleva dire correre. E quando ho messo su quelle protesi e ho iniziato a muovermi, è stato, io mi sono sentita viva, non mi sono sentita invalida, e correndo pensavo, sto correndo senza gambe. Giusy, tu hai messo in piedi anche una ONLUS, un'associazione Disabili No Limits ONLUS. Ti posso fare una domanda? Io e Fabio, che ha avuto il piacere di conoscerti personalmente prima di me, stamattina ci siamo interrogati, abbiamo detto ma tutti possono arrivare dove è arrivata lei. Allora ti faccio questa domanda. Immagino le persone che stanno chiuse in casa, che sono 10 anni che non escono perché forse non hanno l'ascensore, perché questi moncherini non sono mai riusciti ad accettarli e ad amarli. Immagino però anche te così bella, così viva, così piena di vita, che veramente metti quasi imbarazzo a starti vicino, te lo posso assicurare. Che cosa tu puoi fare per loro? Non rischi paradossalmente di arrivare a dei traguardi che loro non possono raggiungere? Cioè Giusy è arrivata a questo perché ti chiami Giusy, perché sei tu, allora, o tutti ci possono arrivare? Io ti ringrazio per questa domanda anche un po' provocatoria. Perdonami, no, però mi immedesimo anche in quelli che stanno a casa. Io sono molto contenta, l'accetto e colgo l'occasione proprio per dire questo. Intanto io ho fondato una ONLUS perché molti non sanno che lo Stato oggi in Italia non copre ausili evoluti, tutto quello che la scienza diciamocelo chiaro, sono ste gambine che ti permettono di mettere le scarpe fichissime che hai in questo momento. La gente pensa che io cammino con chissà quali gambe o quali piedi. Io ho un banalissimo piede che è in commercio e che hanno... Posso fare una cosa? Tanto tu non ti offendi, me lo fai sentire perché non so... mi sa che tale e quale è mio, perché tanto io ce l'ho già benissimo, bello, no, benissimo. Ho iniziato a camminare con un banalissimo piede di legno come tanti. Questo è un piede in carbonio che ha un pulsante nella caviglia, mi consente di inclinare il piede e poi di bloccarlo, proprio per passare da una scarpa bassa a una scarpa un po' più alta. Ma è un piede che hanno milioni di altre persone, non è che ce l'ho solo io. Va detto che soprattutto gli ausili sportivi in Italia non sono coperti dall'ASL, dal Sistema Sanitario Nazionale, quindi ho fondato questa ONLUS proprio per aiutare i disabili, diciamo gli invalidi civili economicamente svantaggiati, perché ritengo che lo sport, al di là delle vittorie, delle medaglie, perché poi credimi, io penso che nella vita, io la mia medaglia me la sono già presa il giorno in cui mi sono alzata dalla sedia a rotelle, e ognuno si pone degli obiettivi e le medaglie le vince quotidianamente, non hai bisogno di andare a fare una gara per vincere. Penso che lo sport sia una grande terapia per tutti quei disabili che soprattutto vivono chiusi in casa, è la scusa per uscire di casa, è l'opportunità per incontrare altri disabili che a volte vivono delle disabilità, a volte più o meno gravi della tua. Purtroppo in Italia questo non è concesso e siamo nella situazione dove lo sport, anziché essere un diritto, come secondo me dovrebbe essere, perché non è considerato lusso. Neanche terapia, tra l'altro, hai detto benissimo. È un lusso. Io, siccome lo vedo, per me lo sport è una grande terapia, soprattutto mentale, al di là che fa bene al fisico, ma è soprattutto mentale. Allora con l'associazione noi organizziamo eventi per promuovere gli sport paralimpici, poi raccogliamo fondi per dare l'opportunità a chi non se lo può permettere di farlo, ma io non mi piace dire che noi regaliamo una gamba o una sedia da basket in carrozzina, perché io in quel momento gli sto regalando un'opportunità di vita, poi se lui la sa prendere bene. Poi io ho un cognome che fa spesso chiacchierare e, come hai detto bene tu, tanti dicono vabbè, ma te sei Giusy Versace. Io mi sono alzata dalla sedia a rotelle prima di tutto perché sono Giusy, perché io ci ho fortemente creduto, ho lavorato, ho sudato, ho pianto, mi sono fatta male. Non è che io con uno schiocco di dita, solo perché mi chiamo Giusy Versace, mi sono alzata. Ci sono tanti che lo hanno fatto e che sono stati più bravi di me e che magari non hanno la voce forte come l'ho potuta avere io. Se io posso mettere a disposizione tutte le cose belle che ho fatto per gli altri, per dargli uno stimolo e per dirgli guardate che se ce l'ho fatta io, ce la puoi fare anche tu, ce la potete fare tutti. Io ho dato un senso al fatto di aver perso le gambe e vado a dormire più serena. Che sogni hai, Giusy, tu? Dipende. Io sogno principalmente di
di abbattere l'ignoranza che c'è in giro. C'è tanta cattiveria e questo mi fa male. Sarò una sognatrice, però sono convinta che se tu fai un buon lavoro sui ragazzi, sulle nuove generazioni, loro sono il futuro. Io quando posso vado spesso nelle scuole a parlare con i ragazzi. Diciamo anche che tu tra un po' andrai al Bambin Gesù, ti avviso che mi hanno chiamato, sì. I bambini non hanno dormito stanotte, ci sono qualche reparto un po' in subbuglio perché non hanno dormito sapendo e sperando che arrivassi tu. Che bello. E hanno tante domande tra l'altro da farti. Ma io quando sto in mezzo ai bambini e ai ragazzi invidio la gente che ci lavora perché probabilmente non avrei la stessa pazienza, però ci vado volentieri perché raccolgo proprio la loro energia e il loro entusiasmo e io credo che se si fa un buon lavoro su di loro si può cambiare la mentalità nei confronti dell'handicap in generale, perché si ha paura spesso proprio a utilizzare i termini. Se ci fai caso ci siamo inventati questi termini nuovi, diversamente abile, abilmente diverso, ma perché? Io sono un'handicappata, sono un'invalida, sono una disabile, ditemi quello, cioè io non mi offendo se uno mi dice che sei invalida o sei disabile o sei handicappata, è sempre un po' il tono con cui vengono utilizzati i termini, quindi non spaventiamoci nemmeno di utilizzarli. Il problema è che a vederti volare, a vederti sognare, a ringraziare il cielo per un'altra emozione grandissima che tu hai vissuto adesso al Carnevale di Venezia con il volo dell'Aquila, è difficile chiamarti handicappata, è difficile chiamarti invalida. Avete guardate le immagini qua. anche del volo? Non ci facciamo mancare nulla. Ammazza, guarda dove stavo. Giusy, raccontaci quello che stiamo vedendo. Cioè io ho la pelle d'oca, guardate stamattina, guarda, 80 metri, Non nascondo che ho avuto 5 minuti di panico prima di lanciarmi. È vero che hai avuto paura di perdere le gambe? Che ti cadessero? No, io in realtà mi sono girata indietro verso Daniel, che era la persona addetta lì, per carità, un professionista. Io mi sono girata e gli ho detto: senti, io le gambe le ho serrate bene, ma te sto moschettone l'hai chiuso bene perché li guardate qui. Guardate qui, a me ha fatto venire i brividi tanto per cambiare. Io ho i brividi a vederlo. Il segno della croce, questa è una cosa che proprio fa capire che insomma un po' di paura ce l'avevi, vero? Io ho avuto un po' di paura appena mi hanno sollevata, poi mentre scendevo e vedevo tutta questa gente che urlava e che applaudiva appena io alzavo le braccia per salutare, io mi sono sentita come un angelo. Io ecco, in quel momento mi sono sentita veramente vicino a Dio. Guarda, non si capisce come, però io ero lì sopra e pensavo veramente la vita quanto è bella. Giusy, ti posso fare una domanda? Perché hai ancora bisogno di superare dei limiti tu? Non hai capito già dove puoi arrivare? Ma io forse ce l'ho proprio nel DNA, cioè se io ho una giornata tranquilla riesco a complicarmela. Se io ho una giornata dove riesco a non fare niente, tempo un'ora mi sono piazzata qualcosa da fare, io non so stare ferma, è proprio sono proprio fatta così, ho bisogno di mettermi alla prova, ho bisogno di sfide, ho bisogno di stimoli e io vado a cercarmeli da tutto quello che ho attorno. Io sono partita dalla domanda chi fosse Giusy Versace prima. Oggi chi è Giusy Versace? Qual è la cosa più bella che hai capito? Io ho capito di avere un cuore grande e non pensavo di averlo. Mi sono sempre vista un po' viperetta, un po' colonnello, un po' quella che dettava le regole, un po' quella che anche a casa comandava. A mio fratello poveraccio facevo: prendimi quello, fai questo, lo faccio ancora adesso. Però io ho scoperto di avere questo cuore grande che non pensavo di avere, perché io piango davanti a un'immagine, io mi commuovo davanti alla lettera di una bimba e quando adesso col tempo ho iniziato a sentire veramente la responsabilità di quello che sono diventata, e lo capisco quando i ragazzi mi scrivono: da grande voglio essere come te, o quando su Twitter vedo che mettono le mie foto come sfondo il cellulare o montano i video, lo sai che montano i video delle tue esibizioni. Io rabbrividisco perché non mi sono resa conto nel mio fare quotidiano
anche l'esperienza di Ballando probabilmente è riuscita sono riuscita a bucare quello schermo ed arrivare davvero sui divani della gente come volevo, ma non mi aspettavo fino a questo punto, e quando lo realizzo ne sento la responsabilità e un po' la cosa mi spaventa. Tu non hai perso neanche l'amore, vero? L'amore per la vita mai. Quello l'abbiamo capito benissimo. Nella vita ho un santo che mi sopporta, che non è lo stesso santo di 10 anni fa, è un altro. Sai, io penso che Dio nella vita mandi le persone che ci occorrono per far sì che diventiamo ciò che eravamo destinati ad essere. E in tante cose io mi rendo conto che le persone che mi hanno circondata mi hanno aiutata a fare le cose che ho fatto. E lui sicuramente, Antonio, che è la persona che mi sta a fianco da 7 anni a questa parte, è la persona a cui io devo dire grazie per tante cose, perché senza di lui io probabilmente non avrei iniziato a correre, non avrei fondato la Onlus, non avrei fatto tante cose. Quindi grazie va detto sempre, tutta la vita, a tutte le persone che ci circondano. Io, Giusy Versace, non ho fatto niente di eccezionale, ho solo avuto la fortuna di avere accanto persone eccezionali che hanno fatto sì che io facessi le cose che ho fatto. Fabio. L'esperienza di Ballando che, come dire, ti ha portato sui divani della gente, però soprattutto penso per una donna ti abbia portato a ballare. Sì. Com'è stato? Io mi sono divertita come una questo? matta. Ho fatto cose che io stessa non pensavo di riuscire a fare. Raimondo, mio ballerino, mi ha fatto capire che io ero anche portata e ci ho preso talmente gusto che vi do una chicca. Ecco, attenzione, notizia. Una chicca. Da un mese a questa parte stiamo portando in giro nei teatri uno spettacolo tratto dal mio libro, la mia storia, divisa in alcuni momenti dove io racconto e a ogni momento abbiamo abbinato un ballo, quindi ho trovato la scusa per continuare a ballare.